La Regione al fianco delle imprese nella difficile ricerca di personale specializzato e qualificato, chiamato a ricoprire posizioni che richiedono un'adeguata formazione. In questa direzione va il Recruiting Day organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia a favore delle 4 aziende di trasporto pubblico locale per la ricerca di autisti e addetti alla manutenzione dei mezzi, soprattutto per i conducenti. Il nodo da superare, e qui interviene la Regione, è il costo per il conseguimento della patente di guida, per il servizio pubblico e le altre certificazioni necessarie. La Regione Friuli Venezia Giulia su questo Recruiting Day del TPL interviene con tutti i percorsi formativi legati all'acquisizione del titolo CQC necessario per guidare gli autobus del nostro trasporto pubblico locale. È il 4º anno che lo facciamo proprio perché la ricerca di persone con titoli specifici deve essere accompagnata da percorsi formativi che vengono sostenuti economicamente dalla direzione infrastrutture con l'assessore Amirante, su cui dal 2020 abbiamo attivato con norma e con bandi legati a questo una sinergia importante. Alla conferenza ognuna delle 4 aziende di trasporto locale della Regione, che fanno riferimento alle province, ha illustrato le proprie necessità. Arriva Udine è la società che gestisce il trasporto cittadino e interprovinciale udinese in un territorio vasto e disomogeneo. La provincia di Udine è grandissima, una delle più grandi d'Italia, e noi abbiamo soprattutto difficoltà a reperire personale nella zona montana della Carnia, per cui ovviamente non trovando conducenti, facendo fatica a trovare conducenti in quell'area, dobbiamo necessariamente spostarli dal resto del territorio per poter coprire il servizio in quell'area. Per cui il problema non è numerico, ma è proprio di difficoltà del territorio a dare un certo tipo di risposta al nostro servizio.